Perquisizioni anche in Veneto all'alba di oggi nell'ambito di una maxi operazione della Polizia Postale contro la pedopornografia. A coordinare l'inchiesta la Procura della Repubblica di Salerno, che ha ordinato l'arresto di 3 persone denunciandone altre 33 e disponendo 37 perquisizioni. L'indagine ha portato a sequestrare ingente materiale pedopornografico in un archivio nascosto nel deep web denominato la Bibbia 3.0, contenente migliaia di file di fotografie e video ritraente giovani ragazze nude e in pose a sfondo sessuale. L'inchiesta ha permesso di ricostruire il contributo alla composizione dell'archivio fornito dai partecipanti alla chat, identificando quelli che inviavano le foto dell'ex fidanzatina o della sorella minore di 12 anni rubate da telefoni e computer in riparazione, oppure immagini di ragazze minorenni sottratte da profili pubblici. Dei 3 arrestati, 2 sono accusati di detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico, 1 di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, oltre al sequestro di centinaia di supporti informatici contenenti migliaia di file pedopornografici.